Da una prima parte la questione vaccini che oggi abbiamo visto anche nel nostro telegiornale, se l'avete seguito, l'inizio delle prenotazioni per i vaccini per gli over 80, un vero e proprio assalto a farmacie e Coop. Faccio vedere anche la pagina di Telefriuli che manda in anteprima fa rimbalzare questa notizia, addirittura una prenotazione al secondo in questa prima giornata, difficoltà che si sono verificate nella mattinata soprattutto nelle farmacie. Ne parleremo appunto nella prima parte della puntata. La seconda, un altro tipo di caos invece, è quella della formazione del governo e vedremo quali saranno gli sviluppi anche dopo che ci sarà questo voto dei 5 Stelle sulla piattaforma di Rousseau, e anche in questo caso sarà oggi una giornata decisiva, oggi e domani, perché partiranno le consultazioni online proprio in serata. Ne parleremo appunto nella seconda parte. Buonasera Screenshot, ne parliamo allora con Antonella Colutta, farmacista, che fa parte del vicepresidente del gruppo farmacie di Confcommercio. Buonasera. Buonasera e grazie dell'invito. Allora, Colutta, cosa è successo oggi da lei e dai tanti suoi colleghi? Io credo che la mattina sia stata problematica perché già all'apertura, credo che sia cosa nota, si sono formate delle code degli anziani in attesa di prenotazione, si era creata una grande aspettativa per cui sotto la pioggia delle code abbastanza nutrite di anziani hanno dovuto aspettare il loro turno, che poi in mattinata non è arrivato subito, in quanto il sistema ha retto una mezz'oretta e poi è andato in crash. Per cui di fatto la coda è stata inutile e credo che in ogni farmacia nella prima parte gli anziani abbiano dovuto comunque rientrare a casa. Poi le cose si sono sistemate e siamo riusciti a fare qualche prenotazione. È andata molto meglio nel pomeriggio invece, perché con grande sorpresa si erano aperte delle finestre un po' in tutti i punti vaccinali. Quindi siamo riusciti con tranquillità a erogare, a prenotare le vaccinazioni praticamente a tutti quelli che entravano in farmacia e ce lo chiedevano, senza code, senza ansia, senza panico. Ecco, stamattina si è creato un po' di confusione, come dicevi tu. Ecco, esattamente la confusione è dettata anche dalle prime giornate, quando ci sono delle novità ovviamente la gente che si è informata prima anche attraverso giornali e telegiornali sapeva che c'erano varie direzioni da poter prendere, Coop o farmacie, aziende sanitarie, e quindi ognuno ha scelto la propria. Magari le farmacie sono un presidio diciamo vicino, esiste il farmacista di fiducia e ovviamente si rivolge al farmacista come è capitato con voi. Colgo anche l'occasione per mandare un messaggio al 345 99 568 97, siamo qui per questo, anche per cercare di risolvere i vostri problemi, se ne avete trovati, magari spieghiamo Colutta anche cosa accade quando va da voi direttamente e cosa accadrà domani, insomma, quando andrà l'over 80 per prenotarsi. Io credo che domani sarà tutto sistemato, per cui gli over 80 che verranno in farmacia veramente in pochi minuti, abbiamo preso mano anche noi, potranno prenotare e scegliere forse anche tra le varie sedi vaccinali. Le raccomandazioni che noi faremo sono quelle di tutti che ci raccomandano anche i medici di fare, quindi di ricordare i farmaci che si prendono normalmente nelle terapie continuative, e l'altra avvertenza è se ci sono delle allergie. Tutto questo per compilare un modulo che va accompagnato al modulo della prenotazione. Però spieghiamo a ciascuno degli anziani che vengono in farmacia esattamente come procedere dal momento della prenotazione all'arrivo nel centro vaccinale. Ci pensiamo noi secondo le indicazioni che abbiamo ricevute dal distretto. Ecco, giustamente lei ha ricordato un po' i passi che vengono fatti quando una persona entra nella vostra farmacia, nelle farmacie della provincia di Udine, anche della regione, ha fatto bene anche a ricordarlo, magari anche qualche raccomandazione, insomma, che voi siete a disposizione tutta la giornata, non occorre arrivare lì alle 7 di mattina e cominciare a fare la fila. Vabbè che No, domani, non più. va bene che domani è una bella giornata, però oggi che era brutto ed era previsto brutto, magari
Sì. Ci dispiaceva tantissimo vedere le persone sotto l'ombrello e senza possibilità di fare la prenotazione, cioè le prime 2 ore sono state veramente difficili dal punto di vista proprio dell'anziano, perché era deluso e preoccupato di non riuscire a prenotare. Secondo lei Sono si persone poteva, fragili che vanno. secondo lei si poteva fare meglio? Adesso si è bloccata vedo che si è bloccata l'immagine, qualche problema insomma tecnico con Facebook, scusate, con Skype, non con Facebook in questo caso. Stava parlando insomma la Coluta, eccola qua, adesso è tornata nuovamente in linea, bene. Stavo chiedendo Coluta se si poteva fare meglio magari in questa prima giornata, non dico da parte vostra che avete dato assistenza al massimo. Se tornassimo indietro, suggerirei a chi ha organizzato la prima giornata che si poteva, secondo me, fare come succede sempre con gli anziani e le poste, cioè creare un filtro, no? Che poteva essere, non so, il cognome piuttosto che la data di nascita, cercare insomma di ridimensionare il numero dei pazienti che venivano in farmacia. Certo, va anche detto insomma, che questo può essere un modello, come lei ha ben spiegato, magari che si può ripetere anche nelle altre prossime dosi che si daranno per il vaccino, prenotazioni. Diceva? Un suggerimento, lo scaglionamento, ecco, credo si dica così, dei pazienti, in modo che sappiano qual è il momento del turno della loro prenotazione. Secondo me è meglio così, soprattutto nella seconda fase dove ci sarà un altissimo numero, ci auguriamo, insomma, di cittadini che vogliono sottoporsi alla vaccinazione. Ecco, quello che volevo chiedere da lei, approfitto infatti perché avere a che fare anche con il gruppo dei farmacisti, la gente in questi mesi, in questo anno ormai possiamo dire, come si è comportata approcciandovi con voi? Spaventata? Dipende dalle fasi, all'inizio sì, e poi in farmacia diciamo che hanno trovato comunque un punto di ascolto, io spero rasserenante, ma è così, poi vedremo i cittadini se confermano l'impressione che abbiamo noi farmacisti, insomma, siamo stati, credo, spero, di aiuto ai cittadini e sempre disponibili, questo è importante. Ma ci dica la verità, l'influenza stagionale non c'è più? No, le mascherine funzionano per fortuna, per cui la sovrapposizione di malattia da Covid e influenza non c'è stata e questo ci ha aiutato a gestire meglio questo mese di gennaio e a questo punto di febbraio. No, l'influenza quest'anno non si è fatta vedere, oppure in casi rarissimi, ma io non ne ho visto uno. La crisi si è fatta sentire anche nell'acquisto di farmaci medicinali? Direi di sì, è lenta e inesorabile. All'inizio assolutamente no, adesso gennaio è stato un mese molto difficile, non lo so quali sono gli elementi, poi lo vedremo a consuntivo, però sì, il lavoro decisamente è andato un po' in sofferenza, ecco. Credo che si faccia sentire la crisi economica, sicuramente. Coluta, io la ringrazio per questo suo intervento, magari ci risentiremo immagino anche con la nostra redazione domani per vedere se andrà avanti, noi saremo sempre lì insomma per poter documentare quello che accade nelle farmacie ma anche in queste prenotazioni. Peraltro, noi abbiamo sentito prima il vicepresidente Riccardi, le vaccinazioni, le prenotazioni danno automaticamente il momento in cui bisogna presentarsi dopo per le vaccinazioni. Ci risulta che le prime somministrazioni, forse a voi venerdì, risultavano venerdì o lunedì, adesso non lo so esattamente. Cosa ne veniva fuori, venerdì o lunedì come giornata? No, le vaccinazioni per gli anziani per questa tranche partono il 15, quindi lunedì. A noi è uscita una vaccinazione il 12, però sinceramente non so se è un errore del sistema, Ecco. che cosa sia successo. Io questo non lo so, abbiamo cercato di rintracciare il paziente, però effettivamente ci sarà un paziente ottantenne venerdì
non so bene a che ora, che si presenterà per la vaccinazione. Ecco, allora le do un'anticipazione perché potrebbe capitare a lei domani che questo, almeno sentendo il vicegovernatore, che è vero che vorrebbero anticiparla, anziché lunedì, anticiparla al venerdì, addirittura qualcuno già domani. Ecco. Bene, Quindi benissimo. si cerca un po' di accelerare. La informo, insomma, così può saperlo, insomma, non è un errore, insomma, quel venerdì. Grazie. Magari anche quell'anziano, quell'over 80 che ci ha seguito fino adesso. Bene, Grazie. la ringrazio Coluta, buona serata. Grazie, grazie, buon lavoro. Allora, ringraziamo Coluta, tra pochi minuti cominceremo a parlare nella seconda parte di politica. Vi faccio vedere solo attraverso il sito della Repubblica quello che è un po' il titolo di adesso. Draghi vede le parti sociali. Dopo aver consultato i partiti, è stata la volta delle parti sociali, CGIL, CISL e UIL, ma anche ambientalisti, altre, ovviamente anche l'ANCI, che rappresentano i sindaci, poi c'è anche l'ABI che appunto è l'associazione bancaria e poi anche Confcommercio, ovviamente le categorie economiche. WWF esce dall'incontro e dice ci sarà un Ministero della Transizione Ecologica e visto che oggi Grillo parlava, cercando di rivolgersi ai militanti del 5 Stelle, votate per la transizione ecologica, quindi date un sì a Draghi, potrebbe esserci un'apertura e quindi un'indicazione per chi voterà su Rousseau a partire tra pochi minuti. Durerà 24 ore appunto questa consultazione online. Ma ne parleremo tra poco con Cristian Sergo, Movimento 5 Stelle consigliere regionale. Pubblicità. Eccoci la seconda parte di Screenshot, consultazione Rousseau per Draghi, partirà stasera, durerà 24 ore, questa è la notizia un po' del giorno, parliamo di politica, ecco giustamente da Gian Domenico Ricci in regia è piombato sul sito La Repubblica che ci fa vedere questa notizia, però l'altra è anche quello che ci sarà, a detta di WWF, che ha appena incontrato Draghi con le altre parti sociali, ci sarà un Ministero della Transizione Ecologica così caro ai 5 Stelle. E allora sentiamo un 5 Stelle come Cristian Sergo, consigliere regionale. Buonasera. Tutti. E allora sento un po' l'audio disturbato. Telecamera deve posizionare meglio la telecamera che così non la vedo. Bene, perfetto. Allora Sergo, eccoci. Prego. Perfetto. Sergo, allora ci sarà questo governo con la transizione ecologica, questo ministero, lo prendiamo adesso leggendo un po' i siti, che è un vostro cavallo di battaglia questo, almeno quello di Grillo, cosa ne pensa? Era una delle richieste, diciamo, comunque che erano state avanzate in quelle 2 giornate di consultazione che ci sono state. Non è l'unica e quindi ovviamente noi ancora adesso attendiamo di capire se effettivamente ci sarà questa novità e soprattutto se verranno mantenute quelle che sono state, almeno così abbiamo saputo da chi è uscito poi da quegli incontri, le promesse o gli impegni già che Mario Draghi si è preso rispetto al Movimento 5 Stelle, rispetto alle cose che abbiamo ovviamente messo sul tavolo e su cui non intendiamo chiaramente rinunciare. Magari lei sa più di me, quali sono queste promesse che appunto da cui voi non volete discostarvi e che devono assolutamente realizzarsi, oltre alla transizione ecologica? Reddito di cittadinanza anche? Ma sicuramente sì, è chiaro che come detto diciamo, i nostri cavalli di battaglia sono gli stessi e sono gli stessi che poi erano presenti sia nel governo 1 Conte che nel governo Conte 2, ecco. Quindi sono quelle a cui ovviamente non intendiamo rinunciare. E ovviamente stiamo parlando non solo di singoli provvedimenti, ma comunque anche un'idea di paese che di sicuro non è quella dell'austerity presentata anche nel 2011 con la famosa lettera Draghi-Trichet, insomma, ecco, per intenderci. Ma cos'è? È cambiato Draghi allora? Abbiamo un altro Draghi, non mi sono accorto, un altro Draghi questo.
Questo evidentemente potrebbe anche essere, ma questo già diciamo, aperture in tal senso ci sono state da un anno a questa parte, e già la dimostrazione anche che comunque stiamo parlando di un'altra Unione Europea, se pensiamo a quella diciamo, Unione Europea del 2011, dove tutto era basato sullo spread, sui tagli alle riforme sociali, sulla legge Fornero e quant'altro. Noi con quella politica non vogliamo ovviamente avere a che fare. Se Quindi invece giusto si quando va... voi dicevate no euro perché era un'Europa, scusate, un Era euro diverso, e un'Europa adesso che invece è cambiato un po' facciamo... tutto lo scenario, quindi va bene diventare europeisti. Noi ovviamente la chiamavamo Europa delle banche quella, ed era proprio la, diciamo, sì, l'Europa che volevamo cambiare, e siamo andati anche, ci siamo candidati in Europa per quel motivo lì, e ovviamente credo che sia sotto gli occhi di tutti, rispetto anche a quello che è successo nell'ultimo anno, che un cambiamento di atteggiamento in Europa c'è. Ma lo ricordava anche ieri Beppe Grillo in quel video che ha fatto di 6 minuti dopo l'incontro con Draghi stesso. È evidente che a cambiare idea, diciamo, non è tanto Mario Draghi o Ursula von der Leyen o il Movimento 5 Stelle. Il problema è che noi abbiamo sempre avuto una ricetta per il Paese, abbiamo sempre parlato di salario minimo, cosa che è proprio, diciamo, un tema quotidiano presente anche in Parlamento europeo. Abbiamo parlato di reddito di cittadinanza, abbiamo parlato di misure attente diciamo, a tutte le popolazioni e non solo alle piccole lobby, piccole inteso che ovviamente sono poche, ma sono chiaramente molto molto grosse. Come gliela farete masticare alla Lega il reddito di cittadinanza? Era un vostro cavallo di battaglia nel Conte 1, però c'era la Lega, avete litigato con la Lega, vi ritrovate di nuovo Salvini e adesso? Ma io non lo so se ci ritroveremo di nuovo Salvino o meno, perché ancora non ho Vabbè, ma la Lega ha detto di sì, però la Lega ha detto di sì, siete voi che dovete decidere. Guardi, dovreste chiederlo alla Lega come ha fatto a votare il reddito di cittadinanza, perché alla fine poi su tutto questo dibattito che c'è anche in questi giorni, Draghi sì, Draghi no, governo a tutti i costi oppure no, ma c'è un aspetto che io tengo sempre in considerazione. Possiamo ricordare gli ultimi 3 governi prima del Movimento 5 Stelle, diciamo quelli più importanti e quelli più lunghi, perché poi ce ne sono stati anche altri. Ma il governo Renzi lo ricorderanno tutti per aver abolito l'articolo 18 e per il Jobs Act. E ovviamente per il tentativo di riforma che voleva fare. Il governo Monti prima di lui ce lo ricorderemo tutti per il patto di stabilità, la legge Fornero, tutte quelle cose che ricordavo prima. Il governo precedente ancora era quello Berlusconi, che è quello che ha fatto la ratifica del MES in Consiglio dei Ministri e tante altre cose, come anche il recepimento della Bolkestein, che di fatto ha distrutto le piccole e medie imprese italiane, così come è stata recepita quella direttiva dal governo Berlusconi. Del governo Conte qualcuno mi dovrebbe dire qual è la grande diciamo, riforma che è andata contro gli interessi dei cittadini che ha fatto il governo Conte 1 e il governo Conte 2. Questo chiaramente, secondo me, è la garanzia che quando c'è il Movimento 5 Stelle in una compagine di governo, quelle grandi, diciamo, chiamiamole riforme, che sono andate poi a danno dei cittadini, non vengono fatte. E questo allora... ovviamente è l'unica cosa che possiamo essere abbastanza sicuri, che anche se dovesse nascere un governo Draghi con il Movimento 5 Stelle, ovviamente questa può essere l'unica garanzia per i cittadini, che se ci siamo noi dentro non ci saranno diciamo, manovre che vanno contro gli interessi del popolo italiano. Quando c'eravate voi il Conte 1 avete dato il via libera alla flat tax per le partite IVA, mi sembra, no? Come un inizio per le flat tax successive, che era un cavallo di battaglia della Lega, non era vostro, però l'avete dato questo ok. Poi
Adesso è lo stesso Draghi ovviamente che ha già detto ha posto dei freni anche Quindi va all'idea della tutto flat bene. tax, Sì. ma proprio per questo ovviamente io l'ho detto fin da subito quando ci sono state le prime interviste dopo l'incarico dato da Mattarella, e ovviamente molti mi chiedevano ma il Movimento 5 Stelle sarà dentro il governo Draghi oppure no. E io ho detto a un governo totalmente tecnico come era quello di Monti, dove non c'erano esponenti politici, ovviamente era appoggiato da quasi tutti i partiti italiani, e ho detto la vedo difficile che il Movimento 5 Stelle possa appoggiare un governo del genere, soprattutto se poi non si portavano avanti le nostre politiche. Sì, però il capo politico vostro, Crimi, aveva già detto di no all'inizio. Ma è per lo stesso motivo, cioè lui ha detto di no a un governo ovviamente Insomma, hanno tecnico. frainteso gli altri, noi. Cioè, non abbiamo capito le sue parole allora di Crimi all'inizio. No, non c'è stato fraintendimento. Anch'io avevo detto al governo Draghi, se intendiamo il governo Monti bis, dico di no, ma lo direi di no anche stasera. Se invece intendiamo qualcos'altro, ma soprattutto avevo detto una cosa molto, molto importante, perché poi se avessi dovuto dire di no ai nomi con cui abbiamo dato vita al governo Conte 1 e Conte 2, avrei dovuto dire di no ovviamente anche per la presenza di Salvini nel primo governo e per la presenza di Renzi nel secondo, ad esempio. E quindi sarebbe adesso incoerente dire vabbè, ma c'è Draghi, votiamo no. Senta, Io torno a ribadire, noi dobbiamo chiaramente puntare su quelle che sono le rassicurazioni, che non venga fatto nulla di tutto quello che abbiamo ricordato poco fa, sì. ma che venga ovviamente portato avanti il governo. Sarebbe curioso che venissero portato avanti completamente il governo, diciamo, o comunque le politiche del governo Conte. Lì qualcuno dovrebbe farsi più di una domanda in Sì, Italia. Sergo, cos'è che non è andato in però nel reddito di cittadinanza fino adesso? Meglio con i navigator. Ci sono dei navigator che sono a piedi in questo momento. I navigator, ma non è tanto un problema che siano a piedi, il problema è che hanno un contratto. Cade a fine aprile e ovviamente bisogna trovare la copertura per prolungare quel contratto. Si era già trovata una quadra anche a livello di maggioranza, quindi non era neanche un problema di PD, Italia Viva o altri che non volessero. C'è stato un problema tecnico per cui non si è riusciti già con la legge di stabilità a trovare, diciamo così, queste coperture. C'era l'impegno a farlo con uno dei decreti che stanno proprio anche in questi giorni, ovviamente si continua a lavorare anche in Parlamento, per cui credo che ovviamente se non ci sono e se ci saranno le possibilità anche di approvare queste misure, si possa ovviamente trovare anche queste coperture. Questo poi soprattutto se davvero anche ci sarà questo governo Draghi e se il Premier manterrà, diciamo, quelle che sono poi le indiscrezioni uscite da queste consultazioni, ovvero il fatto che lui crede nella misura e vuole comunque puntare non solo sull'assistenzialismo ma anche sulle politiche attive. Senta, mi pare di aver capito che lei voterà per il sì. Al Rousseau. Questo l'ha capito lei. No, io... Allora, insomma, lei ha anticipato dall'inizio dicendo che insomma Draghi è cambiato, che andava tutto bene, che adesso va tutto bene, se c'è anche al Ministero della Transizione Ecologica mi pare che sia contento. No, no, perché Conte ha già detto che lui voterebbe sì. Come? No, ho detto se lo danno a Patuanelli, ben venga, insomma. Sì, ma sono contento per gli italiani, voglio dire, non è che sono contento per il Movimento 5 Stelle o per il ministro Patuanelli che ha fatto un ottimo lavoro e i risultati del super bonus sono sotto gli occhi di tutti, insomma. Senta, le volevo dare solo un'ultima notizia, se lei non lo sa, ma magari lei è meglio informato con me. Ho detto prima che doveva iniziare stasera il voto su Rousseau, invece non inizia stasera. No, non lo sapevo, ma infatti... Ah, ecco, non lo sapeva neanche lei, va bene, ok. No, ne informo adesso, hanno appena battuto l'agenzia per quello. Sul giornale, ma io ovviamente attendo sempre solo le notizie ufficiali, quelle che arrivano a tutti gli iscritti del movimento. Quindi, lei aspetta la notizia
rubo 10 secondi. Il problema è esattamente questo. No, no, Anche ma andare a scusi, votare- volevo solo... No, dopo le lascio 10 secondi, volevo solo dire... No, ma per gli iscritti, dico anche del Movimento 5 Stelle, non lo sanno, non lo sapeva neanche lei, verrà avviato domattina alle 10 e durerà fino alle 18. Leggo questo, il quesito è questo. Sei d'accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super ministero della transizione ecologica e che difenda i principi e i risultati raggiunti dal Movimento con le altre forze politiche indicate dal Presidente incaricato Mario Draghi? Questo è il quesito, ve l'ho dato in anteprima, alle 10 inizia il cosa. Può concludere la sua frase? Anche perché siamo in conclusione. No, dicevo appunto che comunque non è ovviamente il primo giornalista che voleva sapere come voterò a questa consultazione, o come ovviamente dirglielo oggi pomeriggio rispetto a ieri sera o rispetto a 2 giorni fa non è che cambiava molto. Allora, o abbiamo delle proposte messe sul piatto, chiare, anche da parte del Premier. Lo stesso Beppe Grillo ieri diceva, sì, io adesso vorrei che Draghi dicesse in pubblico tutte le cose che ci ha detto a noi in privato, e quindi che difende il reddito di cittadinanza, che è stata una riforma importante e che porterà avanti anche queste politiche, ovviamente non solo sull'ambiente, perché poi... Sì, beh, ovvio, non c'è solo la transizione ecologica, se si riduce tutta la transizione ecologica siamo... sì, la capisco bene. Sergo, le auguro buona serata, la notte porta consiglio, così lei saprà cosa votare domani alle 10. Va bene? Grazie mille. Grazie, buona serata. Buona serata a voi. Bene, noi torniamo domani sempre con Screenshot 19:45, non perdete l'appuntamento. Grazie, arrivederci.